Il servizio affidato mi è impegnativo, importante, ma nello stesso tempo è un dono che desidero accogliere con gioia e nella gratitudine. Impegno e gratitudine, imparerò camminando e mi farò ispirare da Antonio. Parole semplici, quelle che hanno segnato l'inizio del mandato del nuovo rettore della Basilica del Santo a Padova. Padre Antonio Ramina, 51 anni, vicentino, ha voluto ringraziare tutta la comunità religiosa e i fedeli durante le celebrazioni del suo insediamento. Un primo discorso nel segno dell'insegnamento antoniano. La sua vicinanza coraggiosa ai poveri, la sua coraggiosa denuncia contro ogni forma di sopruso, ingiustizia, ed è una denuncia che in Sant'Antonio e in tanti frati dopo di lui lungo i secoli è diventata vicinanza concreta alle più diverse forme di povertà. Padre Antonio Ramina resterà in carica fino al 2025 e nei suoi saluti ha voluto ringraziare anche padre Oliviero Svanera, che lo ha preceduto nell'incarico e guidato la Basilica nei mesi bui della pandemia. Erano già state esplorate vie di comunicazione diverse, nuove rispetto a quelle dal vivo, grazie alla frequentazione che era possibile in Basilica. Credo che sarà importante proseguire su questa strada, cioè di intuire e studiare sempre nuove vie di comunicazione attraverso cui incontrare le tante persone che vedono in Sant'Antonio questo punto di riferimento e di speranza. Un abbraccio virtuale ai pellegrini che dopo mesi di restrizioni ora stanno tornando a vivere appieno la Basilica. Antonio non era un uomo che aveva paura della diversità, ma si metteva in ascolto dei 1000 modi con cui Dio parla, in grado di parlare attraverso la storia ed una realtà che cambia. Quindi il diverso per Antonio non era un nemico, ma una fonte di ascolto per crescere lui in prima persona nella sequela, nel seguire il Signore Gesù, ma anche per indicare agli altri una nuova via da percorrere di accoglienza e di ospitalità.